Spopolamento, impatto del turismo, Mose e grandi navi in laguna. Quando si parla dei problemi di Venezia raramente viene citato l'inquinamento. Di qui l'appello di numerose associazioni della città storica a non trascurare un tema fondamentale per la vita dei cittadini, anche in laguna. Si pensa che Venezia non sia inquinata perché non ci sono le macchine, ma abbiamo constatato che Venezia è inquinatissima, molto di più di quello che si pensa. L'ultimo studio epidemiologico sull'impatto delle polveri sottili che ha coinvolto la città storica risale al periodo 2002-2006, denunciano dalle associazioni. È tempo di tornare a puntare i riflettori su questo tema. Il 60% delle PM10 è costituito da PM2,5, sono queste quelle che sono pericolose, sono quelle che diventano fattori di rischio per i tumori ai polmoni, alla faringe, alla laringe, ai bronchi. Una centralina dedicata ai PM2,5 sul centro storico non c'è a Bissuola. È un po' difficile trovare i dati, ma comunque anche lì, anche sulle PM2,5, da 3 anni noi siamo fuori legge rispetto al decreto legislativo 155 del 2010. Per questo gli ambientalisti hanno organizzato per sabato una passeggiata di sensibilizzazione non solo sulla qualità dell'aria, ma anche su altri temi ecologisti quali la raccolta differenziata, la difesa dalle acque alte e l'impatto della plastica abbandonata in laguna. Partiremo da Riva Cadidio, fermata dell'Arsenale, alle ore 11 e arriveremo verso le 11:30, 11:15 ai Giardini di Venezia, dove si terrà un brevissimo meeting point con 4 esperti che parleranno rispettivamente della qualità dell'aria, della raccolta differenziata, della plastica nei canali e soprattutto della situazione della laguna, delle acque alte e del Mose.